Dunque, benvenuti a tutti, grazie per esserci e sono contento perché questa chiacchierata, diciamo così, è nata veramente spontaneamente 2 giorni fa, quindi sono contento insomma che siamo in tanti. Aspetta, admit. Quindi mh, questa videoriunione nasce all'interno del gruppo Noieco PPT 1776, che è il gruppo, uno delle chat tematiche di Noia Io Sono, in particolare appunto Noieco, eco inteso come ecovillaggio, come comunità. E quindi così parlando un po' qualche giorno fa insieme agli altri amministratori di questo gruppo sono emersi degli argomenti, insomma, e ci piaceva un po' parlarne stasera. Mi piacerebbe che la discussione sia aperta, cioè voglio che sia aperta, insomma, sia aperta a chiunque chiaramente voglia dire o manifestare qualunque cosa rispetto agli argomenti che ci siamo prefissati e comunque all'interno sempre del discorso comunità ecovillaggi. Ehm, E niente, quindi Valeria ci sei? Sì, ci sono. Speriamo che ti si A sente tutti. anche perché la connessione non è bellissima. Mi sentite? Sì, non benissimo, vediamo, proviamoci. Bla 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 bla. Quindi all'inizio, Valeria, quello che eh, ci dicevamo, insomma, era sul discorso, è tutto andato, no, sul discorso della proprietà, cioè della moneta, poi dello scambio e infine potrebbe esserci anche un'altra, no? Un'altra soluzione che non è neanche lo scambio. E tu inizialmente dicevi appunto, parlavi dell'immediato futuro, no? Di come vedi l'immediato futuro. Vogliamo partire da lì, ti va? Sì, innanzitutto grazie a tutti di esserci. Diciamo che con Leo abbiamo deciso di fare questa cosa estemporanea perché stiamo aprendo un altro capitolo del dialogo dentro di me. Un dialogo che non cerca certezze, è stanco di ascoltare profezie, che ambisce a un luogo dove non vi sia arroganza né competizione nel dialogo, perché solo in un ambiente così accogliente si può pensare in modo immaginifico. Solo in un ambiente così accogliente possiamo immaginare il futuro. Perché ci siamo fatti questa domanda con Leo? Perché ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto, Leo, ma tu qualche ansia non ce l'hai? Perché dai, abbiamo fatto tante cose in questi 3 anni. Siamo stati un po' sul filo del rasoio, ci siamo anche stancati, abbiamo fatto dei gesti eroici. Diciamo, dirsi senza paura non sta più bene, perché si è maturi abbastanza per guardarsi dentro e capire quali sono le emozioni precise che si provano. Allora, cos'è che ci crea ansia? Forse questo fatto di ancora sentirci dentro una qualche lotta, di essere irretiti dentro una guerra che non è la nostra, perché noi non vogliamo stare in guerra. E soprattutto capire come sarà questo futuro. Questo futuro sarà. Abbiamo cercato di immaginarcelo. Io penso che non è tanto importante la risposta a questa domanda, quanto l'atto insito di essersela fatti. Perché dire come mi immagino il futuro significa che già io mi sto ponendo nella posizione di chi vuole avere visione. E noi sappiamo che per avere una visione esteriore, cioè una visione sociale, dobbiamo necessariamente partire da una visione interiore. Cioè,
Se io e Leo, in quel frangente, in quel dialogo con Barbara e Anna, non ci fossimo guardati negli occhi e dire ma in realtà proviamo un po' di ansia, noi in realtà proviamo un po' di paura. Senza questa visione interiore chiara non avremmo probabilmente nemmeno scelto di stare in una chat che è visionaria per eccellenza, perché la chat dove noi cerchiamo di immaginare il futuro e sostituire dal presente lo stato di fatto, cioè immetterci in un ragionamento che sia di autosufficienza, di indipendenza, di gioia, di piacere, di felicità. Quindi è la domanda in sé che è un viaggio, perché ci pone la responsabilità di essere visionari. Però devo correggermi, perché non siamo proprio visionari, noi vogliamo essere veggenti. Perché il visionario è colui che ti può portare una falsa profezia, ulteriore errore nelle sue visioni, perché un visionario è uno che è squilibrato fra le due parti, cioè uno che o ha un pensiero eccessivamente razionale o ha un pensiero eccessivamente emotivo. Mentre il veggente che vede, il saggio che vede al di là, invece vede una possibilità ed è equilibrato nelle sue parti. Il suo fare è in equilibrio tra il maschile e il femminile, tra il razionale, logico e l'analogico intuitivo e tutto il resto. Ora, quando io mi pongo nella condizione di diventare veggente, devo essere umile, perché devo appunto costruirmi questi passetti, devo vedermi come un bambino che cammina per la prima volta e sta andando verso una direzione. Cosa potrebbe accadere in un mondo che vuole diventare autosufficiente e molla il denaro? Possono accadere tante cose. Possono accadere, come dicevamo con Leo, una serie di restrizioni o cose che apparentemente potrebbero essere restrizioni, perché effettivamente senza denaro diventerà difficile comprare un biglietto aereo, viaggiare in treno, pagare un bus. Però questa apparente restrizione sarà un grande dono. Perché cosa potrebbe accadere? Il fenomeno, come descriviamo il fenomeno? Un mondo senza denaro ci restringe apparentemente nella libertà, ma per fare cosa? Affondare le radici. Cioè significa ci rende più sensibili al prossimo, al prossemico, a quello che abbiamo strettamente vicino. E quindi la nostra capacità di osservazione si affina e la nostra radice affonda. Cosa svilupperemmo poi un momento dopo? Il secondo passo, probabilmente, nella mia visione, sviluppiamo la capacità di prendere quello che agli altri non serve e dare quello che agli altri, dare quello che a noi non serve. Perché avendo una radice più profonda, avendo il nostro albero, un luogo fisso dove stare per un tempo sufficientemente lungo, comincia a sviluppare un'autenticità, cioè un io sono che si prende la responsabilità di dire effettivamente cosa mi serve, cosa necessito nella mia diversità. E sviluppando questa autenticità è come se andasse a occupare nell'ecosistema sociale una nicchia specifica che non occuperà nessun altro e quindi non andrò mai a pestare i piedi a un altro animaletto del mio habitat, come nessun altro animaletto del mio habitat verrà da me a pestarmi i piedi, perché la mia autenticità, la mia radice, il mio tempo è talmente nel presente del forte che io ho sviluppato tutto intorno a me una dinamica di flussi che serve a soddisfare quello, non un altro. E questo è molto importante perché noi siamo abituati a vivere in una società dove tutti dobbiamo desiderare lo stesso. Pensiamo, io per esempio vivo in una piccola cittadina a diciamo, vocazione turistica, c'è il mare. Allora tutti vanno in vacanza nello stesso momento. Ok? Questa è una cosa che in natura non accadrebbe.
perché ogni animale ha una sua nicchia ecologica, una specificità in rotazione con le frequentazioni degli altri animali con una propria nicchia ecologica, con la propria specificità. La natura vuole che che diventiamo il più eterogenei possibili, proprio per evitare di innescare queste sovrapposizioni. Ma come possiamo continuare a immaginare questo mondo dove questa autenticità, con radici ben affondate, ci tira fuori dal grande problema della competizione? Dobbiamo immaginarci un mondo che, nonostante non usi il denaro, sia perfettamente prospero e abbondante. Un mondo prospero e abbondante è un mondo operoso, come lo siamo noi nello IE. Allora abbiamo questo ulteriore passaggio. Affondiamo le radici, troviamo l'io sono dell'autenticità. In questa autenticità il lavoro diventa gioco. Nel momento in cui il lavoro diventa gioco, ecco che si apre un'altra situazione, che è quella in cui il nostro lavoro, la nostra, tra virgolette, specificità, diventa artigianato, cioè si carica di estetica. Quando il mio lavoro si carica di estetica? Quando il mio albero affonda le radici abbastanza in profondità per un tempo abbastanza lungo, per poter dare al mio lavoro una gittata abbastanza grande, per concepire il mio lavoro con una valenza estetica. Quando appare l'estetica nel mio operare, significa che tutte le parti sono integrate, cioè l'anima, lo spirito, il corpo, la mente. Ma questo mondo nuovo farà un altro passo ancora. Ci sarà un passaggio tra la produzione di artigianato, cioè un lavoro ludico nel gioco che diventa anche estetico, perché è espressione dell'io sono, che a un certo punto decide di fare un salto e diventa arte. Ma ha bisogno di quella radice artigianale, perché nella radice artigianale noi sviluppiamo, nel senso prossemico della comunità, una fierezza popolare che è molto diversa dall'orgoglio di razza. Perché l'orgoglio ti dice io sono la causa di, invece la fierezza ti dice io sono il mezzo per. Infatti nella fierezza popolare si tramanda la tradizione di generazione come fosse un'informazione importante da passare ai giovani. E quindi questa fierezza popolare, questa radice, questo io che si definisce, può fare finalmente il salto nel lavoro artistico. Qual è la differenza? Che dalla fierezza popolare si passa a un lavoro che sia totale amore per la vita. Perché? Perché l'arte mette in comunicazione tutti questi artigianati, li mette in comunicazione, si ispira all'artigianato. Pensate a artisti come Chopin o come Bartók, Béla Bartók. Loro affondano sempre sulla radice artigianale per dare nuovo linguaggio che esprima l'amore per la vita. E quindi questo è il mio modo di vedere questa nuova società. Ovviamente non vi è scopo, ma lo scopo sarebbe quello di produrre nuova cultura, e che è una cultura che finalmente esca dal mondo dei morti per onorare la vita. Io mi fermerei un attimo, Leo. Lasciare spazio. Sì, grazie Valeria. Chiaramente appunto chi vuole, se vuole intervenire sull'argomento, basta che alzi la mano. Quando riuscirò a vederlo gli darò la parola. No, vabbè. Quindi se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa su questo che ha detto Valeria, altrimenti andiamo avanti. Raga, ma dove siete finiti? Oh?
Io mo mi metto, aspetta, la visione è quella che vi vedo tutti, chi è? Ma quanto siete peggio, Andiamo avanti? Andiamo avanti. Ok, quindi un altro aspetto, diciamo così, fantasticando, sarà sicuramente quello che smetteremo di votare. Perché avendo noi sviluppato una nostra autenticità peculiare, che ci fa occupare quella nicchia che non verrà disturbata da nessuno, perché abbiamo preso responsabilità della nostra diversità, non ci accontenteremo più di qualcuno che rappresenta fazioni, perché noi non siamo fazioni. E soprattutto non ci accontenteremo più di nessuno, perché quel qualcuno che vuole rappresentarci non è come noi. Quindi questa società è una società di responsabilità, responsabilizzazione nei confronti della propria peculiarità. Un'altra parte del fenomeno potrebbe essere quello che non avremo più scadenze, che l'unica scadenza a cui dobbiamo, diciamo, dar testa è quella della stagionalità, della periodicità del ritmo. Insomma, questo passaggio dalla radice al lavoro ludico, all'artigianato, all'arte, in una sola parola potremmo definirlo il passaggio come si dice, venerazione di Cronos all'introduzione di Kairos. Cosa significa? Abbandonare la venerazione di Cronos significa abbandonare un uso del tempo che si incentra sulla quantità, a favore invece di un Kairos che invece punta sulla qualità. Cronos è un dio che uccide i suoi figli. Ed è perché? Perché è atterrito dall'idea di poter essere ucciso. Ed è esattamente quello che sta vivendo l'elite, che sta vivendo lo Stato. Perché ha prodotto su di noi un tempo schiavizzante, ma ha il terrore di essere ucciso. Letteralmente a Cronos si tagliano i testicoli, quindi è proprio un attentato al maschile. Ma com'è questo Kairos? È un tempo qualitativo. Significa che l'abbondanza è promossa da uno stato dell'essere e non dalla quantità. Ora, in seno alla chat si è posti questa domanda. Ci sono differenze tra prosperità e abbondanza? Cos'è la prosperità? Cos'è l'abbondanza? Ora, Leo mi ha messo in crisi con questa domanda. Inizialmente non avevo riferimenti. Ovviamente magari qualcuno ha delle idee, qualcuno ha idea di quale sia la differenza fra prosperità e abbondanza. Qualcuno vuol parlare? Siamo tutti troppo intimiditi? Che è successo? Io se vuoi ho preso le definizioni, se Vai. vuoi le posso leggere, però se tu ne puoi No, parlare. vai. Dunque, prosperità è l'essere prospero, cioè uno stato di floridezza, di rigoglioso sviluppo, di grande benessere. Abbondanza è uno straripare, un traboccare dell'acqua, essere o avere in gran copia. A me l'immagine che viene tra la differenza tra prosperità e abbondanza è questa, la dico, la manifesto. La prosperità mi dà come di essere in un frutteto, no? Quindi attorniato da tantissimi alberi, cioè un numero spropositato di alberi pieni di frutta e rigogliosi di frutta, e semplicemente sto e prendo quello che più mi piace, no? C'è una prosperità di frutta. L'abbondanza invece mi viene l'immagine di un cesto sempre di frutta, però già raccolto sul tavolo, ce ne sono, non lo so, 20 frutti diversi, a me in realtà me ne serve uno o due al massimo, e il resto rimane lì.
già colto e quindi destinato a marcire. Ecco, a me questa immagine, cioè la prosperità è proprio uno stato di benessere generale, che non va sullo spreco e sul fatto che ce n'è di più di quanto ti serve, ma proprio c'è una prosperità, una floridità. Invece l'abbondanza a me dà appunto il discorso che c'è un sovrappiù, insomma, c'è qualcosa in più che ho e che magari neanche mi serve. Sì, praticamente le nostre visioni quasi coincidono, perché vedo l'abbondanza, sono andata un po' dall'etimo, no? Che viene da ab-unda, quindi da onda, ti dà questa sensazione di straripare, qualcosa che è oltre l'orlo, quindi oltre il necessario, come tu vedi. La prosperità invece la vedo più come qualcosa legata proprio all'operosità della comunità, proprio al carattere del fare. È prospero perché è creativo. Diciamo, io non vedo grandissime differenze, perché alla fine l'abbondanza, così come l'abbiamo interpretata, cioè come qualcosa che ha comunque un surplus, è qualcosa che in natura io ho riscontrato molte volte. Per esempio, l'accumulare qualcosa che non serve a un'onda, cioè come un'onda, qualcosa sull'orlo, sul stracolmo, è quello che fanno le api. Le api, la prosperità è dinamica, l'abbondanza è statica. Può essere, sì. Grazie Eleonora. Sì, praticamente le api fanno questo, loro producono del miele sufficiente per sé, però se c'è un buon raccolto fuori, pascono e raccolgono un bel po' di miele che servirà loro per il prossimo anno, così che lavoreranno anche meno. Quindi alla fine diciamo, non dobbiamo entrare in un giudizio di merito, c'è qualcuno col microfono aperto, tra abbondanza e prosperità, quanto forse pensare all'abbondanza come una cosa appunto statica e invece la prosperità come una cosa dinamica. Entrambe funzionano senza denaro. Cos'è questa abbondanza? Il paradosso del flusso naturale dell'abbondanza è che più tu prendi, più la natura dà. Corrisponde anche alla legge di causa-effetto che ci investe, per cui più tu dai, più riceverai. Ma tutto questo non è nell'ottica dell'ingordigia dell'avidità, semplicemente perché questi flussi sono organici, quindi si autoregolano e mirano all'equilibrio, cosa che il denaro non fa, non può fare, il denaro non può autoregolarsi perché è extraorganico. Quindi il semplice atto di continuare a avere denaro tra le nostre mani in comunità implica che qualcuno di noi possa diventare avido, perché gli manca l'autoregolamentazione organica a questo flusso. È virtuale, è fittizio. Ma passare dal mondo dei morti a quello dei vivi significa proprio abbandonare la matrice virtuale a favore di un mondo che è reale, contrariamente a quanto voglia dirci la New Age, perché la realtà esiste. Allora, più prendo, più ricevo, più do, più ricevo. Questa, dicevamo, è una legge dell'equilibrio. Accade in natura in modo molto semplice. Magari i vegetariani mi bacchetteranno per questo, però accade per esempio quando c'è un predatore o un pastore che uccide molte pecore. Il gregge reagisce a quelle uccisioni, a quella privazione, producendo più pecore. Quindi quello lì ha preso molto e il gruppo risponde dando molto. In analogo modo, se queste pecore si cibassero di meli e queste pecore mangiassero tutti i meli, il gruppo di pecore, nella loro anima orizzontale, farebbe qualcosa per ridurre il numero delle pecore, perché altrimenti ne andrebbe sotto la sopravvivenza sia del gregge che dei meli. Quindi per noi immaginare una comunità senza denaro, dobbiamo entrare dentro queste dinamiche dell'equilibrio, senza, diciamo, pregiudizio. Ma cosa interiore? Questo per quanto riguarda, diciamo, l'analisi esteriore, la dinamica naturale esteriore. Ma cosa effettivamente è un grosso intoppo alla manifestazione dell'abbondanza e della prosperità? Della prosperità, cioè nel caso dell'operosità della comunità,
è proprio l'incapacità di essere autentici e trovare la propria valenza, il proprio valore, la propria artigianalità. Mentre nel caso proprio del stretto dell'abbondanza, fa un gioco forza veramente di notevole impatto proprio il senso di colpa. Ma forse questo è qualcosa che vorrò affrontare quando affronteremo il concetto di proprietà. Posso farti una domanda? Vale. Certo. In attesa che qualcun altro, insomma, faccia domande, e ci piacerebbe. Prima parlavi, aspetta che c'è un microfono da mutare. Prima dicevi del discorso dell'arte, dell'artigianato, no? Della creazione artistica e anche dell'aspetto estetico della creazione, no? Vabbè, a me affascina molto questa parte, però ho come l'impressione che forse magari chi non è abituato all'arte, no? O comunque è stato programmato, secondo me, gli è stato inculcato che non hanno un lato artistico, che non hanno un lato appunto artigianale. Forse questo discorso un po' sembra di nicchia. E allora volevo farti questa domanda. Tu che cosa intendi quando parli di arte? Per arte io intendo l'opera di ciascuno, perché non solo, è anche l'atto di fare del tempo non più denaro, ma arte, cioè tempo qualitativo. Quindi qualsiasi sia la nostra competenza, noi siamo artisti se trasformiamo il tempo non in denaro, ma in arte. Cioè significa se utilizziamo il nostro tempo per essere autentici, per occupare il nostro ruolo, per produrre estetica e per mettere in comunicazione queste estetiche fra di loro, perché tutta l'estetica ama la vita. Quando dico arte, grazie Leo, quando dico arte non mi riferisco al musicista, il cantante, il pittore, mi riferisco a una vocazione dell'animo. Ogni vocazione è un'arte, ma anche se non fai niente sei arte. Anche l'atto di dare pausa, di non fare è arte. Infatti, per esempio, negli schemi dell'abbondanza, i flussi dell'abbondanza, la pausa è una cosa molto importante. Quando vi è flusso di abbondanza? Quando io smetto di avere paura della pausa. E nei flussi naturali cos'è la pausa? È la solitudine ed è la morte. Cioè in questo tempo ritmico, se io smetto di avere paura della solitudine, anzi la cerco perché mi rigenera, mi dà un momento di riflessione per poter apportare nuova estetica al mio lavoro, e smetto di avere paura della morte perché capisco che è funzionale, allora lì io potrò produrre nuova cultura, potrò produrre una comunità esente dalla schiavitù del denaro. Potrò produrre una comunità che sa cos'è l'abbondanza. Quindi gioco, arte, autenticità, tempo qualitativo, pause. Ovviamente tutto questo che ho appena detto ha a che fare strettamente con le 7 leggi naturali che abbiamo affrontato con Daniela. Dov'è la mia Daniela? Ovviamente perché sono proprio queste 7 leggi che governano l'abbondanza. Ma devo fare una piccola parentesi, perché quando noi parliamo di leggi naturali, e grazie a Leo che mi hai fatto riflettere su questa cosa stamane, non dobbiamo pensare, non dobbiamo associarle, anche se fui io a indurre forse a questo equivoco, non dobbiamo associarle alle leggi fisiche, che ne so, la gravità o altre leggi fisiche, che ne so, il principio di Lavoisier, nulla si crea, tutto si trasforma, eccetera. Ma dobbiamo pensare, perché queste leggi fisiche che noi abbiamo, che ancora usufruiamo, si basano su un concetto scientifico della ripetibilità, perché noi abbiamo una scienza di stampo galileiano.
Invece le leggi naturali devono necessariamente contemplare l'invisibile. Cioè le leggi naturali portano l'invisibile alla nostra attenzione. Perché quello che ha fatto l'elite, quello che ha fatto lo Stato, le corporazioni, eccetera, è stato toglierci quella capacità immaginifica con cui noi oggi stiamo immaginando questo nuovo mondo e quindi toglierci anche l'accesso all'invisibile, perché immaginazione significa immaginare qualcosa che non c'è, che è invisibile, e portarlo nella manifestazione. Anche questa visione del futuro, essere veggenti nei confronti del futuro, significa avere un'attenzione delicatissima nei confronti di questo invisibile. Non negarlo perché non può essere dimostrato, non perché non possiamo negare qualcosa che non può essere dimostrata, perché non ci possiamo arrivare, siamo in punta dei piedi ancora, ci manca persino il linguaggio, sono cose che non riusciamo a nominare, figuriamoci a ripeterle. Come l'invisibile passa dentro le leggi naturali? Ragazzi, è facile, il mentalismo, il pensiero crea, il pensiero non è forse invisibile? E quando parlo di pensiero, parlo di una mente, grazie Katia oggi del suggerimento, parlo di una mente superiore, non della mente piccola, che può essere anche egoica. Parlo di una mente che ha unito l'animus con l'anima, cioè il femminile col maschile, e quindi crea in equilibrio, crea con morale ed etica. Quindi il pensiero è invisibile. Seconda legge, la corrispondenza. Come in alto e in basso, come fuori e dentro, come in piccolo e in grande. Ok, ma cosa vediamo di questa corrispondenza? Non vediamo l'infinitamente piccolo, non vediamo l'infinitamente grande, ma vediamo solamente come questi due aspetti si riflettono in modo trasversale di noi. Ecco perché vi proporrò lo schema del toroide per capire i flussi dell'abbondanza. Noi non vediamo il microbo, non vediamo, non so, il cosmo, ma il cosmo è dentro di noi, il microbo è dentro di noi, strutture. Altra legge, la vibrazione. Chi può negare di avere una vibrazione? Possiamo negarlo? No. Ci hanno fatto una tecnologia sulle emozioni, perché le emozioni sono vibrazioni, non possiamo negarlo. Lo sappiamo. Quando noi utilizziamo la mente non cognitiva, cioè razionale, ma quella intuitiva, cioè quella che dice lo so perché lo so e non quella cognitiva razionale, lo so perché l'ho studiato, sappiamo che noi non possiamo dire di non avere una vibrazione. E poi ancora la causa-effetto. Questo è molto importante, ne ho appena parlato, perché questo meccanismo dell'abbondanza del più dai, più ricevi, più prendi, più ricevi, rientra nel meccanismo della causa-effetto. Anche questo è invisibile, soprattutto quando passa del tempo fra la causa e l'effetto, tant'è vero che le elite speculano molto sul fatto che noi abbiamo poca percezione dell'invisibile, poca dimestichezza con l'invisibile, e quindi gli viene facile allontanare l'effetto di un effetto avverso da vaccino dalla causa che è il vaccino, semplicemente perché noi le percepiamo molto distanti. Ma chi ha dimestichezza con l'invisibile, c'è una parte sostanziale delle leggi naturali, fa le sue connessioni fino ad arrivare alla percezione di come noi siamo in entanglement, cioè siamo uniti senza vederlo. Tant'è vero che le informazioni passano a prescindere dalle barriere geografiche. E ancora la polarità. La polarità è insita in noi. Abbiamo un maschile e un femminile. Io sono donna, io non vedo il mio maschile, lo percepisco, lo immagino, è invisibile. E chi è uomo non vede il femminile, lo percepisce, lo immagina, lo coltiva. E ancora il ritmo è invisibile, perché noi ne vediamo una parte, ne vediamo, lo vediamo solo quando contempliamo le pause, lo vediamo solo quando contempliamo quando non c'è, quando ha una natura rigenerativa. E quindi questo ritmo che ha questa caratteristica di onorare la pausa, come dicevo, cerchiamo la solitudine e smettiamo di temere la morte. E infine il genere.
genera un po' quello che ho detto prima, ma anche il fatto che noi generiamo su una frequenza. A seconda della frequenza che abbiamo, noi generiamo delle cose anziché in altre. Quindi questo è tutto molto invisibile. Quindi le leggi naturali sono le leggi dell'invisibilità, finalmente ci sono state consegnate da un ermetismo che si è protetto nella storia perché non ha potuto sbandierare ai 420 queste verità perché altrimenti gli ermetici sarebbero stati uccisi. Io vorrei sentire voi, perché che c'è la chiacchiera, questo si sa, insomma. Che cosa se c'è? Che c'è una gran chiacchiera io, quello si sa, sono proprio una terrora. Ma va bene così. Io, non lo so, mentre tu parlavi di questo discorso dell'invisibilità riferito alle leggi naturali, io sto iniziando a vedere i video di Mark Passio, e quelli tradotti e doppiati. E mi piaceva se ovviamente, visto che c'è Daniela, c'è Andrea pure, se va di dire due cose rispetto a questo discorso dell'invisibilità legate alle leggi naturali. Allora, molto volentieri Leo, io avevo anche alzato la mano prima, ma sono talmente invisibile che non hai visto la mano, alla fine l'ho tirata giù, ho detto ciao. Io ogni tanto mi vedo, perché sono diverse pagine, allora scusami, mi è sfuggito. Comunque, hai visto, siamo in sintonia. Sei sul cellulare? Ah, ok. No, sono col computer, però con Linux, insomma, non è l'ultima versione, vabbè, comunque. Ho detto, boh, vabbè, non fanno parlare, allora ho tirato giù, dico, ma ormai siamo talmente così in comunione con queste leggi naturali che siamo invisibili. Va bene, era una battuta. No, vabbè, se ti ho chiesto di intervenire, non sei proprio così invisibile. Infatti, beh, non avevi visto e basta, insomma, ok. No, cosa vi possiamo dire? Noi sicuramente abbiamo avuto attraverso questo lavoro, quest'opera che abbiamo fatto, il modo di approfondire molto questi argomenti e sicuramente io magari adesso di Passio, prima magari sull'abbondanza, mi piaceva dire qualcosa rispetto alla natura. Per me la natura basta così, come dire, neanche osservarla perché sembra quasi che tu la voglia mettere su una lente, no? Proprio guardarla così a cuore aperto, tranquillamente, cioè facendosi quasi anche proprio investire, respirandola, no? E quindi ti rendi conto che lì l'abbondanza cioè è costante, no? Cioè per dirvi, per quanto riguarda me l'esperienza di venire in Calabria, noi stiamo parlando della Calabria e ci abitiamo da 3 anni, non è che non è tanto. La cosa che mi ha conquistato sono le sorgenti, che sono sicuramente un'espressione di abbondanza, no? Cioè io ho sempre visto l'acqua che bisognava chiudere il rubinetto che sprechi l'acqua, no? Cioè quei concetti, invece questa acqua che fluisce costantemente, che non finisce mai, che la terra, anche questo fatto che tu dicevi, no, in un cesto me ne bastano 2 magari di mele, le altre magari marceranno anche, ma non è un problema perché tu se hai la terra e tutti in terra sono ancora, come dire, una sostanza preziosissima per la terra, quindi niente diventa uno spreco, un rifiuto, no? Cioè niente, non esiste niente che deve essere buttato, che non serve, tutto e può avere 1000 usi, no? Cioè ecco, è un po' quello che dobbiamo diventare noi, secondo me, in una comunità, cioè dove non siamo rigidi, no? Io non so, faccio solo quello, faccio una cosa, no? E sono capace di fare solo quello. È un po' per dire, no? Cioè di lasciarsi proprio, scopriremo magari, io almeno nella mia vita ho fatto davvero cose diversissime, tantissimi lavori, cioè mi sono proprio sfiziata in questo senso e ogni volta ho scoperto che l'unica cosa che andava messa in campo era la cura,
che racchiude poi tutto il resto, no? Vi ricordate questo passaggio? Quando ci arriverete, riflettete bene su quel passaggio, perché secondo me è una delle chiavi, insomma, fondamentali delle leggi naturali, cioè quindi cura, tempo, attenzione, ok? Impari qualsiasi cosa, cioè, perché dentro di noi c'è tutto, cioè voglio dire, basta solo, no? Dargli, credergli e poi, come dire, fare le cose proprio con, senza pensare ai soldi, per esempio. I soldi per me non so, cioè diventavano una conseguenza perché siamo in questo sistema, viviamo qua e chiaramente, ok, in un posto dove non c'è il denaro, chiaramente lo fai solo perché sei in una comunità, cioè le cose girano, le cose servono, se non hai una cosa vedrai che ti arriva. Cioè io sono molto fiduciosa. Ecco, il modello naturale, secondo me, è proprio quello del fare, come dire, senza rigidità, senza quelle, anche perché voglio dire, le leggi naturali, no, hanno questa componente deterministica, cioè che cosa vuol dire? Che sono lì, immutabili, per tutti uguali, cioè sono molto, c'è una componente rigida nelle leggi naturali, no? Se le guardiamo sotto il profilo diciamo, dell'aspetto scientifico, no? Cioè di come si manifestano, di come colgono i nostri comportamenti. Loro chiaramente c'è equità assoluta, no? Qualsiasi comportamento di ognuno, cioè, viene trattato nello stesso modo, no? Non è perché uno è giovane o vecchio, bello, brutto, ricco o povero, no? Cioè, voglio dire, è tutto implacabili, eque e giuste, ed è così. Quindi questo per dire cosa poi alla fine, cioè quando noi siamo avete iniziato facendo questi due termini, no? Abbondanza e prosperità. La prosperità io la lascerei perdere, perché è comunque un concetto che è è la ricerca del benessere inteso come io voglio stare bene, no? Io tra l'altro sto in questo momento approfondendo un aspetto del satanismo, ve lo dico chiaro, è lì che sto andando anche come ricerca, perché sto cercando di capire perché in effetti attraverso Passio mi sono resa conto che la nostra società è altamente satanica senza rendersene conto. Ecco, molte persone stanno vivendo, io dico persone volentieri a questo punto perché voglio mettere in mezzo tutti, cioè non ci siamo solo noi autodeterminati, no? Cioè voglio dire proprio, anche perché le leggi naturali non hanno questo confine, ma comprendono qualsiasi essere senziente e quindi tutti noi della specie umana. E quindi vi dico, prosperità è un termine che così non lascerei, ecco, mentre guarderei proprio l'abbondanza della natura, che quella ci può l'idea del superfluo, sì, esatto, e anche dell'egoismo, ecco, che è tipicamente satanico, cioè l'importante è che sto bene io, no? Un po', poi voglio dire, potrei dire anche altre cose, ma parliamo un po' tutti, dai. Grazie Daniela, grazie. Visto appunto che mi è sfuggita la mano di Daniela, se c'è un'altra mano alzata che io vedete che non vi do la parola, parlate, dite attenzione, ho la mano alzata. Mi è proprio sfuggito, scusami Daniela. Va bene, Valeria, ci sei? Valeria? L'immagine è bloccata di Valeria. Ok. Forse adesso... beh sì, possiamo escludere la prosperità, però diciamo Daniela ci potremmo infilare in un ambito abbastanza un ginepraio, perché dobbiamo sempre distinguere, come si dice, il moralismo dalla morale. Siamo stati programmati a sentirci in colpa di qualsiasi cosa, anche di avere una proprietà, anche del piacere.
anche di essere felici, siamo stati programmati, di aver senso di colpa della felicità. Quindi diciamo il limite fra l'egoismo e prendo per me quel che mi serve nella logica della mia autenticità, perché io da autentico servo, è abbastanza, diciamo, labile, soprattutto perché io penso, vediamo cosa ne pensate voi, che bisogna fare le cose per interesse, nel senso, non nell'accezione depauperante dell'interesse così come siamo abituati a usarlo, a sentirlo, a usare questa parola, quello fa le cose per interesse, non nel senso che vorrebbero dire fa le cose per opportunismo. No, noi dobbiamo fare le cose per interesse, cioè perché ci interessa, perché quel qualcosa spinge la nostra anima al godimento, alla bellezza, alla felicità, alla gioia. Per questo interesse. Quando io dico dobbiamo fare le cose per interesse, non mi riferisco a quell'interesse che è interesse, cioè che si pone tra intermediario, che ha la pretesa di portare l'informazione fra me e l'altro, un po' come fa il Vaticano, no? Come fa il parroco, no? Che vieni tu qua da me che ti confesso, allora io sono l'intermediario per la tua... come si dice, quando ti condonano i peccati. Ok, non è quel tipo di interesse, è quel interesse che per esempio mi muove a stare un pomeriggio a leggere. Un interesse che coltiva le mie proprietà. Quindi forse c'è proprio da fare una destrutturazione dei vocaboli fortissima. E questa roba del senso di colpa mi collega immediatamente alla domanda che ci siamo fatti poi dopo, che è il diritto di disporre, di possesso e di avere, cioè di avere una proprietà. Allora, quel che dice la legge naturale è che noi abbiamo diritto ad avere una proprietà. Nel senso, noi abbiamo delle proprietà naturali, in quanto, per esempio, se fossi un'erba avrei delle proprietà emulcenti o diaforetiche. Queste sono le proprietà dell'erba, cioè come io mi attivo nei confronti del mondo, qual è la mia nicchia autentica. Ho delle proprietà stricto sensu, cioè il mio corpo è mia proprietà. Ma ho anche diritto a avere una proprietà, nel senso ho diritto ad avere un luogo dove espletare l'intento creativo dell'io sono. Questo è tutti i diritti, sì certo, sono diritti di proprietà per legge naturale. Certo, i diritti di proprietà sono i diritti alla salute, alla dignità, alla libertà, e cosa mi manca? Questi penso che siano. Salute, libertà, dignità, cosa c'è? All'amore. All'amore, quello sicuramente rientra nella libertà e nella dignità, forse li acchiappa tutti. Questi sono i diritti. Ma secondo legge naturale, che poi queste leggi naturali da astratte devono poi convogliarsi in una manifestazione tridimensionale, cosa dice? Io posso avere un luogo dove espletare le caratteristiche del mio io sono, cioè le mie proprietà, e quindi i miei diritti che sono di mie proprietà, oltre che al corpo e alle mie caratteristiche, ho diritto ad avere questo luogo. L'importante è che questo luogo non sia sottratto ad altri, non sia rubato, non sia violentato. Cioè, come sempre, l'ex suprema è non devo creare documento a nessuno. Infatti in passato esistevano le proprietà dei cosiddetti beneficiari viventi, cioè fuori dal trust statale, che non dovevano rendere conto allo Stato con nessun tipo di produzione di documento cartolarizzato, perché sappiamo che tutti i documenti sono un modo di monetizzare quel debito che noi sposiamo al momento della nascita. A un tempo c'erano questi beneficiari viventi, che a un certo punto lo Stato ha lentamente, diciamo, usurpato. Quando noi pensiamo al beneficiario vivente, dobbiamo pensare comunque a colui che ha il diritto di usufruire del cosiddetto patrimonio ancestrale, detto anche lineare.
quando noi ci riferiamo al patrimonio ancestrale, ci riferiamo il nostro albero genealogico, quindi tutto quello che ci hanno ereditato gli avi, e in questa eredità mettiamo un quoziente solo psichico, ma anche un quoziente materiale. Mettiamo nel patrimonio ancestrale i monumenti, la cultura, le tradizioni, l'arte, e inoltre nel patrimonio ancestrale rientra anche il DNA, perché il DNA è la sintesi di tutto quello che noi abbiamo acquisito prima di noi e di come noi possiamo trasferirlo attraverso il seme. Quindi noi abbiamo diritto ad avere queste proprietà e non dobbiamo cadere nel tranello del senso di colpa, a proposito di sensi di colpa, Daniela, del fatto che noi non possiamo avere delle proprietà perché non è giusto, perché la stiamo privando ad altri. Questa frase, la proprietà privata è privata ad altri, viene da Proudhon, che è un anarchico, e viene anche da una scuola, diciamo, marxista. Perché vi parlo del marxismo e indirettamente dell'anarchismo? Perché a fomentare questo senso di colpa è stata proprio la corrente comunista. I comunisti dicono che la proprietà privata non va bene, che deve essere tutto di tutti. Ma se andiamo a fare una ricerca storica, vi invito per poi discuterne insieme, a affrontare il tema del revisionismo storico. Capiamo che questi comunisti erano ebrei sionisti. Faccio una parentesi. Siamo stati abituati a vedere bipolarmente il mondo diviso grossolanamente in capitalisti, cioè quelli che vogliono il capitale, quindi la proprietà privata, e comunisti, cioè quelli che demonizzano il capitale e sono contro la proprietà privata. Ma da entrambe le parti, chi va a studiare i personaggi in scena capisce che da entrambe le parti ci sono ebrei sionisti. Cioè significa che l'ideologia comunista che ti inocula il senso di colpa sulla proprietà privata è serva degli stessi burattini. Perché cosa dice? Ti mette in testa l'idea che tu non puoi avere proprietà privata per consegnarla alla prima parte, al primo segmento della dualità. Capite com'è un sistema, diciamo, che si serve vicendevolmente con la manipolazione psicologica. E ovviamente, oltre alla politica, chi ha fomentato per eccellenza il senso di colpa rispetto alla nostra capacità di detenere una proprietà? Ovviamente il Vaticano. Non solo per l'avidità per cui lo conosciamo, che l'ha spinto a fare guerre di conquista, la Chiesa, certo, ma perché ci ha relegato al mondo dei morti, ci ha riempito di sensi di colpa nei confronti del piacere, della felicità e della vita, e ci ha messo in testa la storiella che comunque nel paradiso sarà meglio. Quindi la sofferenza in vita verrà ripagata da un'abbondanza post mortem. Quindi, diciamo, questa abbondanza ci arriva solo se noi destrutturiamo il senso di colpa, solo se noi ci sentiamo nel diritto pieno di poter anche avere. Avere diverso da possesso, perché il possesso è qualcosa che tu puoi avere anche su una proprietà che non è tua. Cioè io prendo possesso di un terreno, ma quel terreno è di un altro. O prendo possesso di una tua invenzione, ma quell'invenzione è di proprietà intellettiva di un altro. Diverso da disporre, perché lei mi ha fatto riflettere anche su questa cosa, e su questa parola vorrei aprire, diciamo, il dibattito. Perché la disposizione mi ricorda molto, diciamo, il trust. Cioè nel trust noi abbiamo un disponente o emettitore, abbiamo un beneficiario, abbiamo un amministratore. Quindi nel momento in cui io dispongo, significa che sono colui che ho, che mette a disposizione e instaura di nuovo un meccanismo della delega dove le parti non sono dipendenti, cioè non hanno un pieno controllo della propria proprietà, rimangono in una, diciamo, è un po' grave da dire, ma è una subalternità. Mi sarebbe piaciuto ci fosse stato Barbara, perché Barbara sta studiando su una chat che è quella proprio degli allodi, che è proprio una forma di Barbara, c'è Barbara, dov'è? è collegata. Ok, allora lascio Barbara. Sai Barbara, quindi No,
Sì, prima di intervenire, Barbara, c'è Daniela con la mano alzata da un po', quindi se non è un problema diamo la parola a Daniela. Poi a Barbara ha la mano alzata prima di me. E Ah, qui scusate, non la vedo la mano alzata di Barbara. Ok, va bene. vai Barbara, vai. Ciao, buonasera a tutti. No, avevo alzato la mano perché sentendoti parlare ho preso un po' di appunti perché mi stai stimolando un sacco di cose belle. Ma quando parlavi del lavoro come gioco, no? Dell'artigianato, come il valore del saper fare che acquista poi il valore estetico. Cioè, mi viene proprio in mente la potenza di poter realizzare l'equivalenza del tempo come arte, che è quello dei Maya, insomma, di quello, cioè nel senso, probabilmente quello lo vedo come in quel cambio di paradigma lì, la possibilità anche di superare poi il vecchio assioma, insomma, il vecchio paradigma del tempo e denaro. E questa, vabbè, questa era la parentesi legata al tema di prima. Invece, sul tema degli allodi, allora in realtà c'è stata quella bellissima Zoom di Nicoletta che abbiamo tutti a disposizione e che un po' ci ha proprio stimolato, no? L'interesse, e forse era già nell'aria, cioè nel Noyè forse c'era bisogno di un'integrazione. E all'interno del gruppo, adesso nel gruppo di studio che è più o meno operativo, siamo allo studio. Però la prima cosa, no, è che veniva fuori che è stato, come dire, si è parlato della proprietà responsabile, no? Ma è quasi la dichiarazione dell'io sono, cioè l'io sono ha diritto, prende in custodia, quindi si dichiara custode di un bene che ha in proprietà, ma senza la volontà di accumulo e con la possibilità di lasciarlo ad altri. Il tema degli allodi mi sembra invece arrivare come opportunità per integrare l'uomo nella comunità, cioè perché gli allodi sono questi diritti in seno a delle comunità, alle vecchie tribù originarie, no? Che prendevano, occupavano delle terre libere per soddisfare tutti i bisogni, quelli legati alla sopravvivenza della comunità stessa. Poi questi allodi, questi erano, diciamo, gli allodi era forse è lì dove si trova applicazione la legge naturale. Però poi sappiamo che nel corso del tempo, insomma, sono stati trasformati, sono stati legiferati, non erano più, poi si sono trasformati come diritti, quindi qualcosa il cui beneficio veniva concesso e quindi non più di proprietà collettiva. E lì tutta una serie di dinamiche che poi ci ha spiegato bene la Nicoletta. E quello invece qual è la riflessione mia è che, approfondendo un po' il tema degli allodi, è il tema di come fa adesso, ed è una domanda che giro anche come proposta per i villaggi, no? Noi che ci dichiariamo delle comunità e in qualche modo nei nostri pensieri, nelle nostre proiezioni ci vogliamo porre come comunità, come quelle tribù, no? Un po' originarie che si prendono cura del territorio e del benessere stesso, con tutte le valenze dall'utilizzo delle fonti alternative a quella della volontà di rispetto, no? Di quelle dinamiche dell'ecosistema dinamico che prima, ecosistemi comunitari, quindi nel rispetto delle dinamiche dei flussi di cui prima parlava Valeria. Quindi il mio tema di indagine è come realizzare, cioè come porci noi uomini vivi, che siamo in un dibattito che ci vuole di metterci a custodia dei nostri terreni, organizzandoci in tribù con dei principi etici che
realizzano le leggi naturali. Definire qual è il sistema adesso di appropriazione, non appropriazione, ma di come avere a disposizione dei terreni, che uso poterne fare, cioè qual è un codice etico, no? Un codice di rispetto e di tutela. Ecco, nei miei studi ho trovato questa cosa, cioè come stabilire un patto, tornare a fare, cioè noi comunità dobbiamo sigillare un patto con il territorio e con i valori delle leggi naturali. Però dico, c'è una mia volontà di studio su, cioè sostanzialmente, come dire, se io mi interfaccio alla cultura architettonica, che si pone come strumento tecnico, no? Di governo di un territorio, diciamo del buon governo di un territorio. Tutte le normative che abbiamo a disposizione, che seguiamo, riguardano comunque il buon senso applicato alla pratica edilizia, architettonica o urbanistica. Lì dove fallisce, secondo me, è tutta l'applicazione poi e l'uso che il sistema fa del territorio o dell'edilizia, no? Cioè effettivamente non applica la tutela o il buon governo in certi casi, e lo sappiamo, insomma, abbiamo la ferita aperta qui in Romagna, no? In cui cioè, sentivo queste testimonianze, se si fosse dato il buon uso, il buon governo alla comunità, anche solo per raccogliere i rami caduti a terra lungo gli argini, la manutenzione sarebbe stata più efficace probabilmente. E quindi questi sono i temi allo studio per me importanti in questo momento. Vale, che mi dici? Che sì, ti stavo rispondendo, tanto grazie. Sì, però fatti vedere, ti voglio guardare negli occhi. Scusa, volevo togliere. Allora, questa cosa che tu dici giustamente, sì, anch'io, siccome lo sai, con l'esperienza che ho dovuto un po' capire quali erano le regole principali comunque, che sembrano, diciamo, regole di buon senso, ma in realtà ti accorgi che sono regole costrittive contro il buon senso. Per cui nella tua autenticità, di uno che si prende custodia di un luogo per espletare la tua autenticità, le tue proprietà, secondo me si possono facilmente bypassare. Perché è chiaro che tutte le regole che ci hanno messo adesso sono tutte regole che mirano a non metterci nelle condizioni di essere autosufficienti. Pensa per esempio il fatto di scavare dei pozzi oltre i 7 metri è illegale, il fatto di fare dei pannelli solari off grid, cioè fuori dalla rete, non si può fare, ok? Ma è anche un modo di degradare lentamente il territorio affinché abbiano la scusa per poterlo predare. L'esempio, l'evidenza ce l'abbiamo avuto con questi ecobonus, no? Cosa fanno questi ecobonus? Stanno cercando di stabilire dei parametri di questo relitto, cioè quando questa casa posso definirla un relitto così che io la trovo in mare e me la prendo? Stessa cosa con l'Italia, con la scusa della siccità, aprono gli invasi, eccetera, creano degrado, però sono gli italiani che non sanno curare il proprio patrimonio. Quindi ci pensiamo noi. PAC è un relitto e lo prendo io. E ho il diritto di farlo perché l'Italia è CIC 888 Foreign Governments. Quindi ovviamente quello dico e quello nego. Il buon senso sarebbe un altro. Va bene. C'era Posso dire Daniela. qualcosa e vi lascio? Non so se ci sono mani alzate. C'è la mano di Daniela. Ah, ok.
No, Anche di Donna Elisabetta c'è la mano alzata. purtroppo non si sentiva bene quello che hai detto, Valerio, purtroppo non abbiamo capito bene. Da qua almeno non si è capito Che tutto. cosa non si è... Ma gli altri mi sentivano? Sì, io No, ti ho sentito. scappano le parole, ogni tanto si perde un po' il concetto, anch'io ho fatto fatica a ascoltarti, a seguirti. Siamo a scatti, capito? Sentono alcune parole, altre ci sono dei vuoti, quindi di conseguenza poi, se tu, capito, Ecco, cosa non avete capito? Perché si parlava delle regole che appaiono di buon senso, ma in realtà non lo sono perché mirano a depauperare il nostro territorio per poi comprarselo. Ma allora, vabbè, allora avevo capito anche bene, nel senso che siamo ancora qui a parlare del sistema e ci aspettiamo che faccia qualcosa di buono. E questo è un grosso errore, viviamo negli effetti, cominciamo ad elevarci nella causalità e lasciamolo correre. Io sono di questo parere, cioè continuare a parlare di quello che fa il sistema quando sappiamo che non potrà mai, ribadisco, mai, fare un'azione pro uomo, pro vita. D'accordissimo. Quindi, grazie Elisabetta, quindi parlarne è veramente le nostre valute spirituali, tempo e attenzione, investiamole in altro modo, ragazzi. Cioè a me di parlare del sistema, cioè io proprio me ne disinteresso, ma non perché non voglio essere informata, ma perché quello che fa il sistema non è informazione per me in questo momento. Cioè io so già che ho capito che non farà mai un'azione pro uomo, pro vita, non la fa. Non è programmato per quello, quindi io a questo punto mi disinteresso, perché cioè voglio dire, che cosa sapere l'ennesima, e magari mi devo pure indignare, altra azione che ho smesso di fare. Allora. Però Dani, posso dirti una cosa, diciamo a me piacerebbe mantenere sul piano della comprensione profonda le motivazioni di tutti, perché io stessa, per esempio, quando ho avuto questa esperienza, ho comunque dovuto capire quali sono quelle apparenti regole di buonsenso del sistema. Eppure, essendo perfettamente consapevole che il sistema non era affatto dotato di buonsenso, però qualche ansia questa cosa me l'ha creata. Quindi preferisco, diciamo, dare spazio a quella porzione animica che mi dice effettivamente mi sto creando il problema, ma tu l'hai superato prima di me, come si fa? Cioè mi insegna un po' a bypassare questa sensazione, perché appartiene a quello schiavo che siamo stati fino a forse 3 anni fa, ragazzi. Cioè, manterrei sempre sul filo dell'accoglienza e della comprensione, ma non perché non capisco quello che dici, Dani, perché sono perfettamente d'accordo. Allora. Però non è mai una perdita di tempo, perché è quello lì con cui collimiamo. Stiamo uscendo dal mondo dei morti. Io ti posso dire quello che penso adesso e dopo questi studi degli ultimi mesi io lo penso ancora in maniera proprio, cioè è così, basta, punto, cioè, fine. Cioè tutto il resto è proprio una perdita, anche perché da sapere ce n'abbiamo talmente tanto, la famosa tana del bianco coniglia è veramente profonda, ragazzi, c'è una cosa che c'è da perdersi e anche chi ha fatto tutto sto macchinamento, cioè secondo me si è dimenticato come, cioè dice ma come ho fatto a farlo, cioè per dire, no? Quindi siamo messi un po' così, ragazzi, cioè bisogna veramente capire, quindi andare ancora dietro al sistema, sinceramente, io li vedo piccoli così, nel senso che non so come dire, abbiamo capito il loro ruolo, no? L'abbiamo capito, cioè è un ruolo ben chiaro. Se noi non ci proprio prendiamo la distanza e li mettiamo a fuoco per quello che sono, perché non sono neanche delle nullità, non è vero in realtà, perché continuano a tenere in scacco il 90%, diciamo, perché pare che è il 10-12% della popolazione mondiale che in realtà ha in mano certe sapienze, certi saperi e sta tenendo in piedi tutto il discorso qua dello schiavismo mondiale. Ecco, quindi non sono così pochi, tra l'altro. Come magari uno pensa sono proprio un pugno, no. Cioè una roba molto un po' più organizzata, quindi tutta la politica,
cioè stiamo veramente, dobbiamo metterceli dentro tutti. E quindi vabbè, adesso non voglio, perché non c'entra stasera. Ritornando alla proprietà, guarda, faccio un salto così, bam. La proprietà, in realtà in legge naturale, tutti i diritti sono diritti di proprietà, perché secondo le ricerche appunto di Malpassio, che poi leggerete, ascolterete e vedrete, ogni azione che un uomo fa, che non lede nessuno, ha il diritto di farla, no? Quindi, e nessuno ti può dire di non farla, cioè ti può togliere questo diritto, è un diritto che tu hai, perché se tu non ledi nessuno, no? Ok. Quindi, quando io ho acquistato una casa, o insomma, uno si ritrova ad aver acquistato una casa, no? L'unico problema che ha non è tanto della proprietà della casa, ma del fatto che l'ho fatto attraverso il sistema, perché ognuno di noi, se ha qualcosa, l'ha fatto attraverso il sistema, perché è difficile trovare un altro uomo vivo col quale ti dai una stretta di mano, no? Chi l'ha fatto? Tra di voi ha fatto qualcuno di comprare una casa con un uomo vivo dall'altra parte, vi siete dati la mano, avete scritto giusto 2 righe, così, no? Ognuno di noi è dovuto andare dal notaio, ha pagato soldi, denaro, moneta, euro, queste robe qua, no? Quindi a questo punto però sappiamo che questo sistema in realtà ci dà l'illusione della proprietà, perché noi infatti non a caso ci continua a chiedere anche le tasse, eccetera, eccetera. Sappiamo, sono tutte storie che ormai sappiamo tutti, no? Quindi oggi, con le leggi naturali, dobbiamo riuscire a fare questo, a fargli capire che lui si attacca, che la proprietà farlocca che lui ci ha fatto credere fino adesso, lo sappiamo e finisce qua, ok? Quindi, altro che custodi, noi dobbiamo essere proprietari delle cose nostre, fine, quelle che in questa esistenza, in questa vita ci sono servite. Okay? Poi, al di là del Rosy farà, se può chiudere il microfono, mi sentivo dei rumoroni. Ok, voglio dire, non c'è nessun senso di colpa. È chiaro, l'accumulo è un'altra storia, ma le cose che servono per stare tranquilli, perché poi la casa, come siamo adesso, nessuno può stare tranquillo, chiunque gliela possono togliere, capito? Il pretesto per toglierla, si possono inventare 1000 cose, ok? Noi dobbiamo arrivare veramente a fargli capire che da noi non possono venire, proprio perché noi sappiamo esattamente e applichiamo la legge naturale nel senso che secondo la legge naturale ogni uomo ha il diritto delle cose che ha, cioè il legittimo possesso è importante, no? Cioè dimostrare che io l'ho acquistato anche attraverso come dire, anche attraverso la finzione giuridica, no? Perché l'abbiamo fatto così, quello di acquistare una casa. Cioè l'abbiamo fatto. Questo non vuol dire che non sia una prova valida per arrivare a dire io ne ho il legittimo possesso, ok? Poi le altre, diciamo, la responsabilità e l'uso, no, che se ne fa. Queste sono le caratteristiche devono essere in qualche modo e basta. Dimmi, che voleva parlare? Io volevo dire qualcosa e brevemente poi vi lascio perché c'è un appuntamento alle 10. Sarebbe un'altra mano alzata. Ah, ok, allora vi lascio. Ok, grazie. Non lo so, dipende da Anna Elisabetta. No, brevemente, breve. Se ci fai parlare Filomena, io posso stare fino alla fine. Grazie, ma proprio breve. Prego, tesoro. Grazie. No, volevo dire che mi è molto difficile identificarmi sia la parola di proprietà che di possesso oppure di disposizione di un certo luogo, perché ricordiamoci pure che non ci sono anime che non hanno né proprietà né possesso né niente, no? Quindi tutte queste nozioni sono, secondo me, le abbiamo attraverso questa copertura di pensiero
per quanto mi riguarda, mi sfugge ancora veramente il senso profondo di quello che secondo me è molto più semplice. Vuol dire trovare in noi quel senso del giusto che risponde ai nostri bisogni. E come ha detto Valeria, che possono essere quello di dormire, quello di leggere un libro, quello di creare qualcosa. E per ognuno di noi è specificamente diverso. E sta semplicemente nel fatto che ci rispettiamo noi stessi e che amiamo gli altri nel poterlo fare. Ecco, secondo me l'organizzazione di un futuro comunitario oppure di un insieme di anime che possono vivere insieme, queste dovrebbero essere le regole molto semplici, che poi non sono neanche regole, ma che rispondono semplicemente al bisogno del senso proprio profondo che va al di là di ogni parola, il giusto e rispondere ai nostri bisogni, che possono essere di vario genere, profondi o anche superficiali, ma sempre nel buon senso del rispetto e dell'amore. Ecco, grazie anime, siete fantastiche tutte, abbiamo arricchito ancora di più il Noie con questa serata, grazie. Grazie Filomena. Daniela, tu avevi concluso o volevi dire qualcos'altro? Perché hai la mano alzata ancora. Andiamo avanti, tranquilli. Vai, C'è vai. Don Elisabetta. Sì, sì, sì. Eccomi, ciao, buonasera a tutti, ciao Valeria, la prima volta che ti parlo. Sì, senti, grazie Anna che mi ha inviato il link perché ero disperata, non riuscivo a trovarlo, mi sono collegata su YouTube e non mi piaceva la cosa. Comunque, senti, allora, prima non ho capito, come mi riferisco a quello che diceva Daniela, anch'io ho perso dei pezzi. Quello che mi è sfuggito, il tuo ragionamento su aspetta, parlavi dei marxisti e del Vaticano, che alla fine sono tutti e due, non ho capito il ragionamento perché ti è andato via più volte la voce. Ho studiato un Questo è po', uno, mi si sente? aspetta, questo è uno. Mi senti? Scusa. Sì. No, ti faccio solo due considerazioni. Questa è la domanda, se puoi rispiegarla brevemente. L'altro invece è, partendo, io sono una assettata una sfegatata della gratuità, per cui ho visto che già stasera ha iniziato a porre le basi per concretizzare questa cosa, iniziarla in modo manifesto. Però il vostro è più un discorso di collettività. E volendo iniziare, per quello che mi riguarda, da un discorso più circoscritto, per cui in piccolo, con dei beni che nel tempo ho acquisito dopo tanto sacrificio e duro lavoro e poco divertimento, per cui io il senso del possesso ce l'ho, però no, lo devo dire, però poi non sono avida, per cui voglio, come dire, condividerlo. Allora, per iniziare non nella collettività, ma nel piccolo, cominciare a mettere le basi per poi creare qualcosa come sta facendo Leo, volendo mettere a disposizione una casa con giardino. Adesso sto definendo solo di acquistare un ultimo pezzetto, in realtà sto cercando di farmelo dare come regalo. Devo vedere, c'è una piccola proprietà, scusa, un piccolo cammino che è in condivisione con altre case. E io, siccome sono alla fine della via, a loro non interessa, sto cercando per poi poter fare un bel progettino. Per cui adesso io, per evitare come diceva prima Daniela, per evitare di ritornare di nuovo dal sistema, vorrei vedere se riesco a passare con la forma del regalo. Detto questo, se qualche donna viva mi chiedesse: Elisabetta, posso beneficiare o posso incominciare a utilizzare questo bene, questa casa che ancora è da sistemare, non ha le utenze, eccetera. Io più che volentieri, però come faccio per dire ok, io la do, cioè la metto a disposizione, per una parte puoi esserne custode, ma comunque me la sono sudata,
Allora, io adesso non ho il tempo di seguire tutti i lavori e cose, però mi farebbe piacere che qualcuno possa usufruirne. Come si può iniziare in modo tra uomini e donne vive, mantenendo comunque quella responsabilità e quella consapevolezza che, come diceva prima Daniela, tutti noi siamo passati dal sistema, cioè o quasi tutti, penso una minima parte, c'è un uomo dell'Umbria, un uomo vivo che ho incontrato la settimana scorsa, mi ha detto no, io non sono passato dal sistema, io ho il diritto a 4 ettari dalla nascita e questi non mi sbattono fuori. Per cui bravo, non faccio il nome, ma è un uomo vivo dell'Umbria. E io non ho ancora quella forza, però al di là di questo, a me interessa sapere come mettere delle basi concrete per veramente mettere in atto questa gratuità, iniziarla, perché poi l'energia una volta che si è mossa va, non ha bisogno, cioè è giusto la prima scossetta, poi va da sola, si smuove l'energia, poi le cose si creano e nasce e si sviluppano e si ingrandiscono. Per cui ecco, il mio timore è solo quello di dare, perché mi è stata chiesta, di dare in custodia questo bene che è là, che io adesso non posso seguire, dove comunque dedicherò del tempo più avanti, e che poi dopo, quando voglio veramente, perché ho un progettino per una parte per fare delle mie cose, l'altra invece la darei proprio completamente in gratuità, come fare? Perché cioè io ce l'ho questa cosa del possesso, ma ce l'ho perché mi sono fatta un mazzo tanto, capito? Allora, ho questo desiderio di, e come spiegava prima, però Daniela, io ho fatto tutto l'iter del sistema, adesso sto cercando di uscire e con questo pezzettino per poter... Puoi fare un contratto da donna viva a donna viva. Cioè, metti la parola su carta e contrattualizzate un pezzetto di tempo, in modo tale che tu non ti senti nel pericolo di perdere qualcosa che lo senti tuo perché è sudato, e quell'altro non si sente il tuo schiavo che, diciamo, dà del lavoro senza sapere se lo manterrà nel tempo. E quindi in funzione di questo contratto capire anche che funzione vuoi dare a questa anima che stai ospitando. Guarda, in questo senso io mi sono un po' arrovellata perché anch'io vorrei fare questo ecovillaggio su Trapani, solo che non avevo, diciamo, il denaro per comprare un grande appezzamento e ridistribuirlo. Ma poi ho capito che quando proponevo questa modalità mi si diceva no, io voglio una cosa mia. E non mi sentivo di biasimarli perché erano selvaggi che volevano radicarsi. Quindi volevano quella serenità, dice no, sta cosa me la prendo io fino a che non morte, non ci separi, io voglio stare là, non voglio casini. Ma questo lo capisco anche perché siamo in un momento un po' di transizione in cui cucire le fiducie è una cosa a volte un po' complicata, perché siamo tutti, diciamo, stressati da questo mondo competitivo e ne abbiamo subite di ogni, quindi non entro nel merito e non giudico. Fai un mini contratto annuale dove per quell'anno stabilite i vostri confini. E soprattutto, diciamo, attualmente quello che mi viene da dire, ma prendi quelle pinze e buttalo all'immondizia, non fare niente fai per te, sia autentica fino in fondo, sempre. Come? Non ho capito, cosa hai detto? Fai per te, pratica l'autenticità, perché l'autenticità è quella che ti farà ritagliare il tuo ruolo effettivo, felice in questa relazione. Fai per te, fai per interesse, ma non per opportunismo, ma per interesse. No, qui non c'è nessun opportunismo, ovviamente, no, cioè, assolutamente. Per dire. Cioè, sì, no, ho capito, va bene. Senti, e poi invece l'altra cosa sul discorso, l'altra domanda, la tua spiegazione prima all'inizio, mi sembra, io sono seguito sulla Sì, te lo dico brevemente. C'è una corrente che si chiama revisionismo storico, che nasce dal fatto che ha messo in discussione tutte le verità storiche che ci hanno insegnato a scuola. E tra queste c'è proprio anche, diciamo, una certa dinamica
la messa in discussione delle ideologie, cioè dicevo, hanno diviso il mondo in capitalisti e comunisti. Il capitalista vuole il denaro, il comunista non lo vuole e diciamo lotta alla proprietà, perché inocula nel popolo l'idea che la proprietà è ingiusta, non è giusta, che nessuno deve avere niente. Ma a un certo punto questi revisionisti si sono accorti che i promotori dell'ideologia comunista e i capitalisti bancari erano entrambi ebrei sionisti, quindi si sono divisi ebrei sionisti. Oggi con Tommaso parlavamo dei protocolli dei Savi di Sion, ce li siamo scambiati, in cartaceo e lui una bella versione divulgativa, in cui dicono proprio questo, cioè loro sotterraneamente dividono in fazioni, il classico divide ed impera, lo sappiamo, ma alla fine producono delle ideologie che apparentemente sono per il popolo, ma servono i disegni delle elite. Ok, quindi entrambi ebrei-sionisti, quindi entrambi banchieri capitalisti alla fine. Ok. Quindi il marxismo, Marx era un ebreo sionista. Ecco. Sì, adesso ho capito, grazie. E invece scusa, per chi ha come attività non so, l'essere contabile, l'essere cameriera, servire ai tavoli, l'essere donna delle pulizie. Come, scusa? Taglia, licenzia, ragazzi, dobbiamo svuotare tutto. No, Dani, tagliamo, ricominciamo da capo. No, va bene, però dimmi dove sta l'arte, l'estetica e la bellezza, cioè dove la trovi? Nel dialogo con gli avventori. L'ho fatto anch'io questo mestiere, mi sono divertita come una matta, però è troppo faticoso, si sta troppo in piedi. E nel fare la contabile, l'amministrazione, quelle cose, dove lo trovi l'arte in questo? Non ti so aiutare. No, non ti so capire. aiutare. Non ce la faccio a dire niente. Va bene. No, questa era una domanda, però mi è piaciuta la tua risposta sulla vocazione, perché quella è già un bel input. Grazie. Ciao. Grazie a te. Grazie. Vedo la mano alzata di Francesco. Sì, due cose, donna Elisabetta, ciao. Una sul discorso Ciao Francesco. come gestire il rapporto con chi vuoi condividere la tua proprietà / possesso. Magari potresti fare una forma di comodato d'uso gratuito, no? Ovviamente non sistemico, ma lo adatti al vostro sentire, dove in realtà puoi concedere l'utilizzo dei beni tuoi senza chiedere niente, e magari per un anno, e poi vedi quello che succede, in modo tale che tu mantieni questo tuo sentire di possesso e l'altro lo utilizza come meglio crede, ovviamente senza danneggiarlo, comunque rispettando le cose basilari. Questo potrebbe essere un'idea. E poi per quanto riguarda la forma, e poi per quanto riguarda invece come qual è diciamo, l'arte nella tua attività, come diceva prima Valeria, dipende sempre dal rapporto con i clienti. Se tu utilizzi la tua passione, quella anche più vuol dire, strana possibile, ma sempre avrai dei rapporti con qualcun altro, no? Quindi nel rapportarti agli altri li metti il tuo talento di arte, che sicuramente fa la differenza. Cioè non fai la tua attività così a testa bassa, tanto per far quadrare i conti, no? e prendere la fattura, no? Il compenso, ma rigirando tutto nel rapporto con gli altri. Vedrai che diventa più divertente, meno faticoso, e sicuramente trasmetti delle energie, delle cose che ovviamente fanno la differenza. Prova, non so, è un'idea. Buonasera a tutti, grazie Francesco. a tutti voi. Grazie. No, io dico questo perché ho sperimentato questa cosa nella mia ultima attività di amministratore di condomini, e che ovviamente è un'attività veramente
a pensarci, a farla in un certo modo terribile, ma sono riuscito a portarla avanti per gli ultimi 10 anni proprio perché l'ho affrontata, diciamo, con un'ottica rivolta al cliente, al condomino, a tutti i soggetti che avevano dei bisogni, e quindi mi sono messo a disposizione non per il quantum, ma il potere o la manifestazione di chi ha, ma cercando di dare quel qualcosa in più che sicuramente fa la differenza, insomma. Ok? Quindi te lo dico perché l'ho sperimentato, se no non te lo direi. Ok? Ciao. Grazie Francesco. No, c'è l'ultima domanda. Sì, infatti stavo vedendo, in realtà Oddio. sarebbero 2 gli argomenti, sono già 2 ore. Non lo so, se ti va di parlare... Fa proprio una sintesi enorme. La domanda che ci siamo posti oggi su Noi Eco è stato: essere in natura, seguire la propria natura, come e in che modo? E cosa sono le dinamiche del flusso naturale? Quando si dice contatto con la natura non si dice semplicemente fare cappuccetto rosso ed evitare il lupo in mezzo al bosco, godere delle farfalline. Significa avere contatto con la propria natura. Quindi è un discorso già fatto, perché la relazione con la propria autenticità. Quindi questa è la propria natura. Se io sono me stessa, riesco ad avere la mia nicchia, riesco a portare il mio lavoro ludico fino al livello di arte e, come diceva giustamente Barbara, trasformare il tempo non in denaro ma in arte. E quindi seguo la mia natura, ma questa natura segue dei flussi. Qual è la geometria che più riassume le dinamiche del flusso in natura? E perché ce ne occupiamo? Cioè, perché dobbiamo capire come si muove il flusso in natura? Perché se noi osserviamo questo andamento del flusso, riusciamo a modellare una comunità che solchi questo tipo di flusso, quest'onda, questa caratteristica vibrazionale. Allora, la geometria di riferimento è sicuramente quella del toroide, che è stata, diciamo, la mia transizione dal costante, dal reale, dal visibile al non visibile, per tanti motivi, perché i suoni producono toroidi. Io canto, quindi so che quando canto produco dei toroidi, sono delle ciambelle, proprio così. Ok? Questi toroidi hanno questa caratteristica di avere un'infinità, cioè un 8, giusto? Perché ci sono delle energie che scendono dentro il toroide della mela e salgono. Quindi abbiamo delle energie di manifestazione e di trascendenza. Su quest'asse abbiamo il piano fisico del toroide, su quest'asse abbiamo il piano eterico, cioè dell'elettromagnetismo. Avendo questo davanti, noi possiamo capire come funziona il flusso energetico in natura e quindi di conseguenza mimarlo. La prima cosa che viene da mimare, su questa figura potrei parlare tanto ma devo stringere, la prima cosa che viene da mimare di questa geometria, il toroide, è sicuramente il fatto che è una monade, cioè una, ed è autosufficiente, cioè le energie tornano su se stesse e si rinnovano costantemente, prendendo dal basso all'alto, dall'alto al basso, dalla destra alla sinistra, dalla sinistra alla destra. Ora, osservare questo andamento fluidico del toroide mi ha fatto capire una cosa sola. Mi ha fatto capire il motivo per cui è stupido continuare a essere competitivi. Perché? Se è vero che come in piccolo e in grande, questo toroide dovrebbe somigliare all'universo più grande di me, come alle parti più piccole di me. E se è vero, questo toroide, che ha la caratteristica di essere infinito e autorigenerante, l'universo avrà questa stessa caratteristica che questo toroide, cioè di essere infinito e autorigenerante. Allora, se l'universo sopra di me è infinito e autorigenerante, significa che non ha un inizio e una fine. Quindi per quale motivo noi dovremmo competere e scalciare se non abbiamo fine? Non è molto meglio acquisire quella conoscenza utile sull'invisibile per capire perché non dobbiamo avere paura né della solitudine né della morte? Valeria, scusami, posso?
Chiedono che cos'è il toroide, se ti va di dire due parole. Allora, io ho qua una piccola immagine da vedere. È una ciambella, ok? Come una mela. Questa è la sezione di una mela. Il nostro corpo c'ha 7 chakra, 7 note, 7 frequenze che emanano la mela, cioè che costituiscono il corpo e la buccia della mela. Sulla buccia di questa mela viaggiano le energie che discendono dall'alto come quelle che risalgono dall'alto, a seconda che noi vogliamo trascendere in essenza o manifestare in coscienza. Questo qui è un esempio di come funziona il flusso dell'abbondanza. È infinito ed è autorigenerante. Ok, questa dovrebbe essere la struttura della comunità. C'è qualcuno che acchiappa l'energia da sopra e le porta giù, qualcuno che acchiappa l'energia giù e le porta sopra, qualcuno che mantenga gli strati della mela, cioè le artigianalità, tutti in armonia tra di loro. Qualcuno che abbia una tecnologia, per esempio quella del suono, per ristabilire le armonie dentro i toroidi individuali, perché se il toroide individuale è in armonia, si rifletterà su quello comunitario. E bla bla bla. È uno stimolo, è un incipit che vorrei darvi, per capire che osservando questa geometria possiamo capire quali sono i flussi dell'abbondanza. E su questa, che non è il denaro, bensì l'attenzione, bensì l'amore, bensì tante altre cose di cui Daniela ci ha parlato, possiamo fondare quello che grossolanamente chiamiamo scambio, ma che scambio non è, ma che è un atto di presenza. Infatti, quando questo toroide è sano, quando noi siamo in presenza, cosa significa? Quando noi abbiamo una visione esteriore tanto sviluppata da percepire questa geometria, così come una visione interiore abbastanza sviluppata da percepire quali sono le nostre ferite da risolvere. Infatti, il motivo per cui poco fa dicevo a Daniela, io sarei comprensivo nei confronti di chi prova una certa ansia a dover uscire dalle regole consuetudinarie, perché è solo l'accoglienza che ci consente di guardare quali sono queste ferite. E se io non guardo queste ferite, non ho nessuno che con me si mostra essere accogliente a guardarle, non potrò mai fare questo salto di visione nell'invisibile che mi consente di avere nuovi schemi, nuove modalità. E infatti vi vorrei lasciare con questa lettura di un'autrice eccezionale. Si chiama Lise Bourbeau, scritto Bourbeau, Lise Bourbeau. Lei scrive praticamente di questi 5 personaggi, Katia lo sa perché abbiamo questa cosa in comune, questo studio in comune, 5 personaggi. Quando, sarò breve, quando giro un po' con questa mini conferenza, questa chiacchierata tra amici che ci facciamo sulla tua determinazione e leggi naturali, a un certo punto dico che a impedire la corretta visione, e quindi a impedire poi la sociovisione, a impedire la corretta visione interiore, sono 2 schemi fondamentali, cioè quello dell'abusato e quello del dipendente. Perché? Perché il dipendente è uno che è squilibrato sull'emisfero destro femminile. L'abusato è spesso un controllore e quindi è uno che è, come si dice, pendente sulla parte sinistra del cervello e quindi un dominatore. Ma attraverso questa autrice, ripeto, Lise Bourbeau, ho scoperto che invece vi sono altri personaggi che rivelano altri tipi di ferite. E queste ferite, se sono un attimo conosciute, possono anche mischiarsi tra di loro, così che diventa una mappa facilissima per capire su cosa noi dobbiamo lavorare rispetto alla nostra visione interiore. Ve li leggo, sono 5 e ho finito. Le 5 ferite. L'ingiustizia genera rigidi, incapaci di concedersi piacere. Il tradimento genera controllori che si dedicano agli altri e tolgono tempo a sé, non sono autentici. Il rifiuto genera fuggitivi che non osano mai affermare se stessi. L'umiliazione genera masochisti che si oberano di lavoro e non hanno il senso del limite.
l'abbandono crea dipendenti che non portano avanti i progetti se non sostenuti. Va bene, grazie Valeria, grazie. Io non vedo mani alzate. Ditemi se c'è qualcuno. Qual è il titolo di questo libro, se volessimo comprarlo? Di questa Lisa Le Bourbeau? 5 ferite. Grazie. È eccezionale, di una semplicità, veicola moltissimo con un linguaggio abbordabile. Io ho risolto ho scoperto di essere il peggio di quello che potevo pensare di essere e con questo mi sputtano, così che capite che, diciamo, quando ci incontriamo nei forum siamo tra amici che parliamo delle nostre ansie per superarle insieme. Non siamo eroi che facciamo tutto in solitudine. Non abbiamo qui la pretesa di dare certezze a nessuno. Riteniamo anche il dubbio qualcosa di legittimo, perché anche la logica è legittima, non solo l'intuizione. Mi sputtano perché con questo libro io ho scoperto quello che io non volevo scoprire, cioè in realtà di essere un controllore. Il peggio, perché ho subito tanti grandi tradimenti e quindi mi sono concentrata nella vita, con gli amici non tanto, ma l'ho fatto col partner, poverino, a controllare quello che l'altrui faceva per timore di essere tradito. Non un tradimento di tipo sessuale, proprio un tradimento profondo sul piano della serenità, della verità, della lealtà. E quindi perché ho dovuto fare questo lavoro? Perché sto componendo una canzone dove parlo proprio di come ci siamo ridotti. C'è un ritornello che dice ridotto a controllore ed a controllato. E sta frase che ho scritto senza troppa consapevolezza mi è rimasta nell'orecchio e ho detto, ma io c'è qualcosa che ancora non so, cioè lo dico, sono brava a dirlo, non dobbiamo essere controllori, non dobbiamo essere controllati, ma io devo lavorare su questa parola e lavorando sulla parola ho scoperto di avere la ferita fortissima del tradimento e quindi di essere un controllore. Quindi questo perché? Perché ho a cuore di creare una comunità intorno a me dove non essere né controllore né controllato. Standing ovation. Picciotti, siete belli bellissimi. Grazie Valeria. Bella Vi tu, feci una Vale. testa tanta. Bella tu, Vale, grazie. Grazie soprattutto io quello che, vabbè, è sempre un piacere veramente ascoltarti per me, quindi te lo dico qua pubblicamente. E poi la cosa che ammiro tanto, insomma, è l'umiltà, ecco, con cui dici le cose e la verità nella quale stai. Quindi grazie, veramente grazie. E che dire? Sì, dimmi. Voglio dirti una cosa, proprio sull'umiltà non finisco mai di lavorare, perché c'è una parte di me che ancora pecca molto di orgoglio, è quella che si sente esclusa, per esempio. Va bene, E quindi, prenditi il complimento stasera. certo, grazie. E niente, non so se Barbara vuoi aggiungere qualcosa, se no chiudiamo. O chiaramente chiunque se vuole aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo. No, grazie, niente da aggiungere. Anzi, no, forse una cosa sì, non vorrei essere stata fraintesa in realtà prima nell'esposizione, no? Da Daniela forse, ma guarda, abbiamo modo di chiarire nei nostri canali. Perché nemmeno io sono troppo affezionata al sistema, ma mi riferivo più ad altre cose che poi approfondiremo. Però è bello avere questo confronto. Scusa. Di parlare di queste cose tranquillamente anche, no?
Stai tranquilla, Barbara. Cioè, Sì, no, mi piace il confronto con te che sei più sul pezzo, ecco. Però no, non era, forse mi sono fraintesa, credo che sì, mi gioco l'emozione nella mia esposizione. E scrivo, meglio se scrivo, ok. Buonasera a tutti. Allora, Leo, grazie. io vorrei rinnovare questo incontro, però un po' meno a farmi fare la maestrina, perché poi mi faccio due palle. Cioè, io voglio proprio sentire voi, sentire le vostre domande, perché se no faccio qua, mi annoio. Ci vediamo ogni 15 giorni e facciamo sto forum proprio, dove ognuno porta le sue domande di quello che proprio gli sta sulla panza per quel mese. Dice, mamma mia, questa cosa sento, allora ci lavoriamo insieme, ma non perché abbiamo la presunzione di fare gli psicologi, ci mancherebbe altro, ma è proprio l'idea di appunto umilmente indagare interiormente, anche senza entrare nel merito ovviamente, per poter avere questa lunga visione, lungo gettito, dove magari sperimentare questa comunità che non sia né competitiva né giudicante, ma che magari sa fare del discernimento e sa mettere tutto nel pentolone insieme. Non so, che ne pensate? Una cosa leggera, free. Quindi, se comprendo bene, avere un momento che potrebbe essere appunto il contenitore Noi Eco, nel quale manifestare quello che sentiamo più che quello che pensiamo e ragioniamo. Quindi avere uno spazio nel quale magari determinati temi e tematiche appunto di pancia che uno magari normalmente si tiene per sé può manifestarle, ma semplicemente per la pura voglia di conversarle, cioè versarle con. Per me va bene. Sì, va bene. Anche perché è un lavoro di pulizia che facciamo proprio per il Noyè, no? È inutile ci teniamo, ci nascondiamo, io non ho paura, non ve credo che non ci avete paura. Io da 3 anni che c'ho con la strizza così, non mi venite a raccontare che siete tranquilli perché non ve credo, ok? Va bene, potrebbe essere questo il tema del prossimo incontro. La strizza. La strizza. Allora, grazie veramente a tutti di essere stati qua e dai, ci rivediamo presto. Un abbraccio e buona serata. Leo, grazie. Valeria, Grazie. Buona serata a tutti. Barbara, Tommaso, Eleonora, Daniele, Danilo, Donna Elisabetta, non li vedo tutti. Aspetta Valeria, allora Ciao, se ci incontriamo raga. tra 15 Rosy. giorni. Ciao.